Ma il Veneto, come appunto accennavo prima, dopo la proiezione, è un territorio secondo me che merita un'attenzione particolare. Non è piaggeria la mia, è una constatazione, è un territorio che offre molto sia nelle cittadine minori che nelle grandi città, insomma. Venezia, Treviso non la scopro di certo io, così come Vicenza, Belluno, Cittadella, Padova, sono città uniche nel loro genere, ma anche la stessa provincia offre tanto. Noi abbiamo avuto modo di girare a Casiere, a Refrontolo e appunto nella stessa Treviso. Devo dire che tutte hanno scorci meravigliosi da portare alla luce. Dico che il Veneto deve avere una maggiore attenzione all'audiovisivo. Si è creata una Film Commission regionale da poco, insomma non tanto, qualche anno, non credo siano più di 2 o 3 anni, e so che sta lavorando bene. E sicuramente quello che credo debba fare è essere più vicina alle produzioni, alle proposte che arrivano da Roma o da qualsiasi altra area che sia appunto laziale o pugliese o marchigiana o toscana, insomma, avere più ascolto perché ci sono progetti magari non appartenenti alle major, ma appartenenti a produzioni minori, indipendenti, che possono fare un buon prodotto, come credo insomma quello di stasera che avete avuto modo di vedere, una produzione indipendente che è riuscita a fare un film con attori di Serie A, di Champions League, come sono solito dire io, insomma attori che calcano i palcoscenici e le sale, i set da più di 30 anni tutti, insomma. Avete intenzione di tornare nella Marca per altri progetti simili o magari di altro tenore? Sì, credo di sì, perché abbiamo con la mia collega, la sceneggiatrice, co-sceneggiatrice di questo progetto, Noemi Guidi, abbiamo in essere in serbo un progetto sul quale stiamo lavorando. Non vorrei spoilerare troppo, ma potrebbe anche darsi che insomma rivedrà scenari di questo quadrante della Marca di Treviso. Insomma, i rapporti che ci legano alla città ormai sono insomma pluriennali, pertanto non penso che finirà qui il nostro rapporto come dire, artistico. Spero tanto che ci sia questa opportunità e presto ne saremo a conoscenza, insomma, ne sapremo qualcosa di più.